Bambina di 7 anni di Favaro Veneto trovata priva di vita nel suo letto. Si chiamava Syed Hayat, figlia di una famiglia di origine bengalese che gestisce un hotel sulla Triestina. L'allarme al 118 scattato domenica. La bimba non rispondeva più alla mamma e non si alzava dal letto. I medici l'hanno soccorsa quando non c'era più niente da fare. Alla piccola da tempo era stata diagnosticata una patologia rara e negli ultimi giorni aveva iniziato a non stare bene, ragione per cui si era trovata costretta a saltare le lezioni da scuola che tanto le piaceva. Per capire cosa sia accaduto, con molta probabilità si procederà nei prossimi giorni con un'autopsia. Una morte nel sonno, questa, che rappresenta il secondo caso in meno di un mese. A inizio aprile, stessa tragica scomparsa anche per un 14enne di Marghera, studente di terza media, sempre di origine bengalese.